riprendiamo. Non è stato possibile raggiungere la conciliazione delle posizioni, quindi partiremo a votare le singole mozioni, quindi invito la prima mozione la 12.325 del 35, messa in sicurezza del territorio della possibilità di fare la giunta urbana presentata ai consiglieri comunali Nicola Bertolini e Renzo Colpa. Invito il consigliere Bertolini a leggere il dispositivo, la mozione è già stata presentata, quindi mettiamo solo la lettura del dispositivo e lo mettiamo in votazione. Prego consigliere. Sì, leggo il dispositivo. Tutto ciò premesso, si impegna il sindaco ad attivarsi immediatamente presso le competenti strutture provinciali per mettere in atto gli strumenti per l'analisi in continuo degli eventuali spostamenti in corrispondenza dei principali sistemi di fessurazione come proposto nella relazione di geologico. Fare sì che detti strumenti siano atti anche a costituire un sistema di allarme per l'eventuale evacuazione delle aree interessate in caso di pericolo imminente. 3. Predisporre un piano di emergenza per l'evacuazione in caso di pericolo segnalato dai sistemi di monitoraggio. 4. Predisporre un intervento urgente di ancoraggio o chiodatura del dietro in oggetto per eliminare il pericolo potenziale individuato. 5. Eliminata l'emergenza, mettere in atto un percorso partecipato per la valutazione complessiva e la progettazione di opere di difesa attiva e passiva che tengano nel dovuto conto anche l'aspetto ambientale e storico-culturale delle aree interessate. Sì, posso dire un'ultima cosa in merito a... o no? Sì. Niente, io penso che questa mozione sia condivisibile e spero che tutti i consiglieri presenti votino in coscienza. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Moiola, prego. Noi condividiamo questa mozione, quindi voteremo a favore, perché crediamo che in questo momento, se ci fosse una urgenza, la gente dovrebbe essere tipo evacuata domani mattina. Quindi questa è la prova, insomma, che ci porta a ragionare in questo verso e voteremo sì a questa mozione. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No? Allora mettiamo in votazione. Favorevoli? 6. Astenuti? Nessuno? Contrari? 11. Giusto, chiedo agli ascoltatori se sono giusti. Grazie. Allora poi abbiamo il protocollo 6, protocollo 12558, il prezzo da pagare per la sicurezza dei cittadini, come può essere la distribuzione del nostro territorio, della storia della nostra cultura, fare i consiglieri del PAT. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a convocare il presso l'Assemblea Pubblica presso l'Auditorio Comunale di Livore alla presenza dell'assessore provinciale Tiziano Mellarini, chiedere alla provincia un'ulteriore soluzione tecnica alternativa per poter vagliare quale tra le soluzioni presentate possa essere migliore sia in termini di sicurezza sia di salvaguardia del territorio, nel contraddittorio dei cittadini e o dei loro rappresentanti. Grazie. Dichiarazione di voto su questa mozione? Non ci sono dichiarazioni, mettiamo in votazione. Favorevoli? 6. Astenuti? Contrari? No. Complimenti. Grazie. Silenzio, cortesia. Allora, la traduzione del protocollo 12722 del PAT per la sicurezza e la salvaguardia dei trattamenti del teatro. Chi legge il dispositivo? Scusa della Lega, scusate. Della Lega consigliere nazionale pubblico.
Per queste ragioni la Lega Nostra Azione Nuovi chiede, prima di intervenire sul territorio, andando a realizzare un'opera che rappresenta una distruzione di una parte di noi, di ciò che per alcuni nostri concittadini non sono proprietà duramente costruite, ma ricordi stessa della propria vita. Di valutare il problema della possibile caduta massi con un'ottica più ampia, al fine di trovare la soluzione migliore nei riguardi di chi abita nei pressi di questo rischio franoso, possibilmente trovando un metodo meno impattante e devastante di quello proposto. Esempio, paramassi ad alta energia che non implichi la devastazione di orti, vigneti e di pregio. Grazie. Grazie, dichiarazione di voto. Interventiamo in votazione, favorevoli? Astenuti? Nessuno? Contrari? Ma se una banda di mascalzoni che avrei sbagliato! Ciao! Mascalzoni! Scusate, Vergogna! ripetete il voto? Non ho contrario, scusate. Vergogna! Siete la vergogna di voi! Fate schifo! Lasciami fermare, che va Carlo? 12. 11. Ok, grazie. Poi abbiamo la mozione della maggioranza che io ho individuato come la punto 6 quater e chiedo al consigliere Tonita di dare il rigore risolutivo. Per quanto promessa, il Consiglio Comunale condivide la necessità urgente di intervenire per la messa in sicurezza dell'abitato di Mori sopra via Teatro. La proposta tecnica individuata dal Servizio di Prevenzione Rischi di Pianificazione dei Lavori di Protezione Civile della PAC, in quanto in coerenza con il progetto approvato dal Consiglio Comunale con delibera 60 del 20/12/2007, che garantisce una migliore soluzione per la messa in sicurezza definitiva dell'abitato di Viano. Chiede che venga posta la dovuta attenzione al rispetto della tutela del paesaggio e dell'ambiente, mitigando la presenza dell'opera e alla rigore usata dei residenti piacenti. Il progetto, che verrà realizzato dal programma dei lavori per interventi urgenti di prevenzione per la messa in sicurezza del territorio e il Comune di Mori Patrimonio Urbano, Mori Vecchio, 81 via Teatro, vengono illustrati in una prossima pubblica assemblea. Grazie, dichiarazione di voto. Votiamo allora, favorevoli? Astenuti? Nessuno? Contrari? 6? Grazie. Invece che pensare ai vostri interventi, Silenzio per cortesia. Silenzio per cortesia. Allora, mozione 6 quinques. Sì, condivido il fatto che non è interesse privato. Sono scelte, sono visioni. Comunque, proseguiamo con l'ultima mozione. 6 quinques, presentato con il 5 Stelle. La parola al consigliere Pettorini per il del dispositivo, prego. Tutto ciò considerato, il Consiglio Comunale diffida l'ingegnere Cristofori dal predisporre attività propedeutiche alla realizzazione di un tomo paramassi quale opera di immediata contromisura al potenziale pericolo di crollo di ammassi rocciosi dalla parete di Montalbano. Invita l'ingegnere Pilati, l'ingegnere Cristofori e il presidente Rossi a rivalutare con immediatezza quanto disposto nel verbale di somma urgenza e nei provvedimenti conseguenti fin qui messi in atto, a ritirare in autotutela i provvedimenti potenzialmente illegittimi, a predisporre di concerto con l'amministrazione comunale di Mori interventi di difesa attiva adeguati ed idonei alla mitigazione immediata del rischio segnalato. Invita il sindaco, in difetto delle immediate azioni di cui sopra, ad agire in autonomia di bilancio e ad attivare con procedura di somma urgenza l'appalto di messa in sicurezza del dietro pericolante. Grazie, dichiarazione di voto. Inter, votiamo, favorevoli? 6, astenuti? Nessuno? Contrari? 11. Ok, grazie. Concluso, l'ora di chiusura del Consiglio è arrivata, rimaniamo
leggeremo la prossima seduta. Grazie per la partecipazione.